Il campionato nazionale juniores Serie D vive il suo ultimo atto con la finalissima tra Alcione Milano e Portici dallo Stadio Torini di Sesto Fiorentino, provincia di Firenze, Toscana. Amici della Lega Nazionale Dilettanti, ben ritrovati da Gabriele Noli. Ultimo atto di un campionato lunghissimo, cominciato di fatto a fine estate, che ha visto protagoniste le due squadre di una cavalcata impressionante, seppur un po' diversa nella forma e nello sviluppo, ma che porta entrambe a giocarsi un tricolore che comunque può segnare la storia. L'inno di Mameli, ci uniamo anche noi ad ascoltare il canto degli italiani. Azzurro sopra Berlino, in realtà sopra Sesto Fiorentino, ma per l'effetto dei fumogeni, degli scoppietti lanciati dai tifosi del Portici collocati alla nostra sinistra della tribuna centrale. Dunque c'è stato anche questo intermezzo che ha, diciamo così, un po' sovrastato l'inno di Mameli. Comunque pendice colorata in tutti i sensi di questa finale, con Alcione e Portici che sono dicevamo arrivate a questa partita dopo averne vinte tante nel giro di pochi giorni, perché di fatto la post season le ha viste impegnate il Portici un po' di più, con 2 partite in più, 7 rispetto alle 5 disputate dall'Alcione. Alcione che deve fare a meno di Montesano, un infortunio al ginocchio, e dunque le scelte di Campisi con Russetti in porta, Gabba, Gasparetto, Lombardo e Caremoli sono i 4 dietro, Cozzi, Rebaudo e Tucci i 3 in mezzo, Vecchi in appoggio a Sirena e Pacifico. 4-3-3 invece per il Portici di Lepre, con Poerio in porta. Ha parato uno dei 3 rigori nella semifinale vinta contro l'Ostia Mare. La gara era finita 0-0 con Onufrio, Elberti, Larghi, Amendola e Micillo centrali, Amato, Starnelli, Signoriello in mediana con Borrelli, pivot, Pierluca, Esposito e Nocerino ai suoi lati. Attenzione a Nocerino, fattore totale nella post season, con 6 gol in 7 partite. In zona realizzativa invece per l'Alcione, soprattutto Pacifico, 3 gol per lui dopo i 10 in campionato. Rimane con 18 Gorla, il capocannoniere, però in panchina.
arbitro della sfida Mazzoni di Prato, Guculuk di Civitavecchia e Marchesin di Rovigo sono gli assistenti. Doverosa precisazione: in caso di parità al 90° si andrà direttamente ai calci di rigore, non ci saranno supplementari. Dicevamo l'Alcione che arriva a questa finale dopo aver battuto in semifinale 1-0 il Campo del Sego. Pacifico decisivo, Pacifico che è stato un fattore anche nei quarti, 2-1 il doppio successo con il Villavalle sia all'andata sia in trasferta. Agli ottavi invece con il Chieri, prima il pareggio 1-1 e poi la vittoria per 2-1, un po' più elaborato invece il percorso del Portici che, come dicevamo, si è imposto sull'Ostia Mare ai rigori. Ai quarti aveva estromesso la Cavese con 2 pareggi, con 2 gol segnati in trasferta e l'1-1 poi in casa. Via intanto alla sfida ha prevalso. Agli ottavi aveva superato il Sorrento e prima ancora nel triangolare Bitonto e Fano, percorso della post season che era cominciato con il playoff 2-2 contro il Matese. Era bastato un pari alla formazione di Lepre in considerazione del miglior piazzamento nel campionato, ovvero il secondo posto nel proprio girone L della Campania. Alcione che invece aveva stradominato il suo girone B della Lombardia. Basti pensare che la certezza della vittoria del campionato era arrivata il 25 di febbraio, 6 turni d'anticipo, 64 punti. Dunque un dominio assoluto degli arancioni di Campisi che adesso manovrano questo pallone con i 2 centrali Gasparetto e Lombardo, con Caremoli aperto a sinistra, invece poi il gioco a 3 con anche Rebaudo a fare da vigile urbano davanti alla difesa. Caremoli taglia dentro il campo, poi arriva Tucci che voleva servire sulla verticale Vecchi, c'è stata la chiusura su questo filtrante. È andato Caremoli con le mani. Tucci torna dietro da Lombardo e poi Gasparetto. Ha fatto l'unica variazione rispetto alla squadra della semifinale, l'assenza di Montesano. C'è proprio Gasparetto. Gabba. Non va in pressione alta il Portici, attende e lascia giocare l'Alcione ora con il filtrante di Lombardo che viene intercettato. Prova ora il Portici a ribaltare il lato con Onufrio, si era mosso in fascia davanti a lui Pierluca Esposito, poi l'intervento di Tucci con fallo su Onufrio, calcio di punizione, urlo di dolore di Onufrio. Mazzola, Lauriola, Ciceri, Benici, Notarianni, Caimi, Cenetti, Lione e Gorla in panchina per l'Alcione. Della Valle, Ombra, Pone, Mottola, Castracani, Petrone, Liccardo, Mariano, Esposito e Gennaro. Esposito per il Portici. Pallone sul secondo palo, era andato Signoriello alla battuta. Si accontenta della rimessa il Portici. Pallone che viene messo fuori, può controllare e calciare Amato. Prima conclusione del Portici al quarto con il pallone decollato. C'era solo violenza, non precisione in questo destro di Amato. Prima conclusione del Portici al quarto. Lombardo, ancora Gabba, Gasparetto,
Lombardo. Era venuto incontro Vecchi, pronto a ricevere il passaggio, però un po' pigro, era andato in anticipo Esposito. La rimessa alla fine è per il Portici. Signoriello va a cambiare versante. Sarnelli va lui sul centro-sinistra, hanno già scambiato più volte le posizioni i centrocampisti del Portici. Ora si va a lunghi da Borrelli che prova a prolungare, voleva innescare Nocerino, ha fatto buona guardia la difesa dell'Alcione, poi solo per un attimo Sarnelli. Occhio allora alla ripartenza dell'Alcione con Pacifico che può scattare, cerca l'incrocio con Sirena, poi due non si intendono, hanno sprecato una buona possibilità in questo caso. Se l'è cavata il Portici che si è fatto trovare un po' scoperto. Poeri può andare al rinvio. Borrelli di testa, poi Gasparetto, prova ad andare Pacifico. Allora subito Amendola. Prova a mettere ordine Cozzi che viene pressato bene da Borrelli che gli va a sradicare il pallone. Cercava poi il suggerimento per Nocerino con deviazione e allora angolo per il Portici. Traffico dell'ora di punta nell'area dell'Alcione. Con deviazione ha cercato il piattone Borrelli. Aveva trovato anche un buon impatto con il pallone centrale, però Rossetti. Seconda chance per il Portici al settimo con l'angolo da sinistra. Il piattone di Borrelli andata a bloccare Rossetti. Riparte da dietro ancora la formazione di Campisi con Lombardo che si appoggia su Rossetti. Prova a scattare Gabba, però poi è stato fermato. Va al recupero Rebaudo, transizione ora del Portici con Borrelli che si stacca dalla marcatura. Si va a cercare Esposito di testa, ben posizionato Lombardo, non vuole noi, va a rinviare Signoriello dopo l'errore di Gabba. Ancora Nocerino. Signoriello largo, costretto a ricominciare. Pallone ancora nello stretto, ha cercato il numero Nocerino ma non è passato. Allora break dell'Alcione che può scattare. Occhio alla 4% ora con Vecchi che va largo. Il pallone centrale per Caremoli che può andare al filtrante, posizione regolare con la chiusura provvidenziale. Non è riuscito Sirena a calciare prontamente, era stato molto bravo Caremoli a seguire l'azione e poi però troppo lento Sirena. Perso l'attimo buono per calciare, era a tu per tu con Poeri, però qui messo molto male. Il Portici si è fatto prendere di infilata, l'Alcione praticamente è ripartito con una staffetta con 4 giocatori, uno in possesso e 3 ad accompagnare. Altro pallone messo in mezzo, nessuno tocca, è stato Pacifico ad andare dalla bandierina. Cielo ora un po' velato, però fa molto caldo, coerentemente con il periodo, si superano i 30 gradi.
e anche questo chiaramente può essere un elemento da prendere in considerazione in ragione del fatto che, come dicevamo, queste due squadre giocano quasi ogni 3-4 giorni, la semifinale sabato, poi i quarti c'erano stati il 14 e il 17 giugno, gli ottavi il 7 e il 10, 2 partite in più come dicevamo per il Portici. Intanto c'è il tentativo di Esposito con la porta vuota, salvataggio sulla linea da parte di Caremoli dopo una disattenzione collettiva da parte dell'Alcione. Non si erano intesi Rossetti e i due centrali, con la porta praticamente sguarnita Esposito non è riuscito a dare angolo e potenza al sinistro. Questa delle 3 occasioni del Portici in 10 minuti è sicuramente la più nitida, con Caremoli che si è sostituito al suo portiere. Altro brivido per l'Alcione che dietro balla, un po' indeciso Rossetti, poi però Esposito lo ha graziato. Onufrio con le mani lungo a cercare Borrelli che non colpisce, il pallone che rimbalza, però sempre buono. Allora Caremoli su Esposito, poi Rebaudo, Pacifico solo per un attimo, nuovamente Onufrio lo insegue sempre Pacifico, buona la pressione di Pacifico e poi scivola, rischia anche di farsi male, per sua fortuna tutto ok. Borrelli prova a prolungare per Esposito, poi pasticcia un po' Lombardo, ne approfitta Borrelli, però fa buona guardia Caremoli, bravo a frapporsi tra l'avversario che comunque è più strutturato di lui e il pallone. Rebaudo, Gasparetto, corto ancora per Rebaudo che va largo da Gabba. Poi Gasparetto non bada alla forma, va lunghissimo. Alberti direttamente in fallo laterale. «12 minuti fin qui vivaci, non sono mancate le occasioni, sicuramente più per il Portici. Il rammarico, se di tale si può parlare per l'Alcione, soprattutto per quella situazione in cui Sirena non era riuscito ad agganciare davanti a Poerio. Tucci, salito Eleuteri in fascia, il pallone corto invece per Vecchi che ricomincia da Lombardo, poi Rebaudo che si abbassa costantemente tra i due centrali per facilitare il possesso, anche se il Portici, come dicevamo, non va subito in pressione, 11 dietro la linea del pallone a lasciar giocare i centrali dell'Alcione, come in questo caso. Fraseggio prolungato tra Gasparetto, Lombardo e Rebaudo ora in possesso, con Caremoli largo, Tucci, ancora Lombardo, poi Tucci, aveva scambiato la posizione con Rebaudo, Cozzi, Gabba ancora più largo, doveva prendere Nocerino, 6 gol per lui nella post season. Lombardo, ancora Rebaudo, Tucci, un po' di spazio, Gabba in fascia, si va ancora centralmente, il dive vai tra Tucci e Rebaudo che poi non affonda, Lombardo, Gasparetto, ancora Lombardo, si fa vedere Tucci, pallone invece per Rebaudo, Gasparetto, ancora Rebaudo,
c'è poco movimento e allora palla avanti, palla dietro alla ricerca di una idea e del modo in cui applicarla. Gasparetto, Gabba viene incontro Pacifico, riesce a intercettare Signoriello, poi Mendola che va a liberare direttamente un fallo laterale. Tucci si fa vedere Vecchi, nuovamente dietro da Gasparetto, poi Lombardo e si ripropone la situazione. Come dicevamo, Borrelli è il terminale offensivo del Portici, però non si sbatte eccessivamente per andare in pressione sui centrali. Tucci ancora, Gasparetto, Lombardo, Caremoli più che un terzino è un esterno alto, riceve però non affonda. Possesso palla prolungato però molto sterile così. Rebaudo prova adesso ad animarlo, Sirena, giocata da pivot, buona l'apertura per Caremoli che riesce a saltarne un paio, poi però ricomincia da Tucci, cross dalla tre quarti. Giocata un po' laboriosa, niente da fare in questo caso per Vecchi, anche perché chiaramente certo il colpo di testa non è il suo forte, pallone sui piedi può essere senz'altro più pericoloso e più incisivo. Sicuramente possesso palla nettamente a favore dell'Alcione, però portato obiettivamente a poco. Comunque Caremoli in fascia può essere un fattore se messo nelle condizioni di sfruttare la sua rapidità e il suo buon sinistro. Il rinvio di Poerio, Borrelli va a vuoto, allora la testa di Esposito, recupera lo stesso Caremoli. Lombardo, Gasparetto, lungo a cercare Pacifico, lascia rimbalzare, buona la difesa del pallone, poi c'è una chiusura un po' vigorosa da parte di Eleberti, si è preso un rischio ma ha pagato. Bene ancora una volta Caremoli, ottima la diagonale stretta del terzino, poi Rebaudo, si è proiettato in avanti Lombardo, ancora a spalle alla porta Sirena, si apre un varco, pronto il cross, non è male, però poi Cozzi non ci può arrivare, sfonda e allora calcio di punizione. Superati i 17, soluzione interessante in questo caso perché dopo la copertura di Caremoli, di fatto quando l'azione si è ribaltata è stato Lombardo da centrale di sinistra ad allargarsi, a prendere in questo caso il posto di Caremoli e a dettare poi il passaggio per Sirena. Buona la finta di corpo a liberarsi, poi però Cozzi non aveva attaccato prontamente il secondo palo e allora Tucci, Gasparetto, Rebaudo, break di Rebaudo che può sfondare centralmente, ottimo il filtrante per Caremoli, ci arriva sul pallone, sì, con uno sforzo supplementare, ancora Rebaudo. Ha fermato bene però in questo caso Rebaudo, ottima la chiusura di Signoriello che poi si prende pure rimessa, in questo caso un po' laborioso lo stop di Rebaudo, è andata benissimo Amato, non Signoriello, chiedo scusa, che poi si è preso pure la rimessa. Vecchi, Cozzi, Pacifico viene incontro, fermato. Fallo in attacco, l'ha commesso Pacifico, battuta subito la punizione. Signoriello, largo da Nocerino che può andare a puntare Gabba. Ancora Signoriello. Verso Nocerino, ne ha due addosso, fermato bene, recupero di Rebaudo. Poi Cozzi,
Gabba, ancora Rebaudo, il gioco a 3 con Cozzi. Rebaudo pronto a ribaltare il lato, mettendo in ritmo Tucci, non sale subito Caremoli, va da solo allora Tucci che poi sterza, nessuno accompagna, c'è largo Pacifico, continua a portare palla, Tucci col sinistro, calcia, non era male l'idea, al 20° alto il sinistro di Tucci, che si è fatto praticamente 20 metri di campo palla al piede, cercando poi questo sinistro. Poteva giocare lo scarico per Pacifico, rimasto molto largo, alla fine si è messo in proprio Tommaso Tucci, uno dei due 2004 in campo dell'Alcione, l'altro è Sirena. Nuovamente Lombardo, Rebaudo, ancora Gasparetto, porta avanti il pallone, poi si ferma. Solo ora Borrelli va in pressione. Tucci, il tocco corto per Rebaudo, tra le linee Pacifico, può andare Caremoli in fascia, Pacifico lo ignora e sbaglia, perdendo un tempo di gioco, forse anche 2, pronto ad alimentare al solito Tucci. Ora per Caremoli che scivola al cross basso, chiusura in angolo di Micillo. Si fanno sentire anche i tifosi dell'Alcione provenienti dalla Lombardia. Angolo corto, Tucci, gioco a 2 con Vecchi che può anche guardare la porta, scarico, Pacifico prova a piazzare deviazione, l'autogol, è avanti l'Alcione al 21°. Il piazzato di Pacifico con l'evidente deviazione che ha messo fuori causa Puerio, Alcione in vantaggio. Era andato Sirena sul pallone dopo l'angolo battuto da Vecchi, lo scambio corto con Tucci e poi il passaggio in orizzontale di Vecchi, la deviazione, era andato Sirena sul pallone. Fatto sta che chiaramente quel tocco ha estromesso Puerio, lo ha privato della possibilità di andare a opporsi, anche perché comunque quel tiro non era irresistibile, però come dicevamo la deviazione ha completamente stravolto la traiettoria del pallone e così si sblocca il risultato, Alcione in vantaggio. La risposta subito del Portici con Onufro che riesce a far passare il pallone, occhio perché il pallone scotta tra le mani di Rossetti che riesce comunque a tenerlo lì. Direzione alla fine di Sirena, il gol dell'attaccante, è andato lui sul pallone. Adesso un po' di spazio Rebaudo, centralmente buono lo scambio, ancora ora l'apertura per Vecchi che può tagliare dentro il campo, ne ha 2 addosso, li evita, poi l'intervento falloso da parte di Esposito. Calcio di punizione adesso con Rebaudo alla battuta. C'è anche una controbarriera dell'Alcione con 3 giocatori a schermare ulteriormente la visuale di Puerio.
È uno schema con ora Vecchi, prende il fondo, costretto a ricominciare un po' laborioso. Eppure c'era il margine per andare in porta, subito arriva la deviazione con il doppio intervento di Poerio a salvare sulla linea, evitare il 2-0 dell'Alcione dopo una prima smanacciata dello stesso portiere. E poi la conclusione da parte di Cozzi con Poerio che praticamente sulla linea salva. Onufrio mette giù Nocerino, la chiusura di Gabba solo per un attimo. Ancora Nocerino dentro a cercare Esposito, Caremoli lascia rimbalzare e poi con grande freddezza va a liberare. Tucci, poi Lombardo cambia versante, va da Gabba, lungo Gasparetto a cercare Sirena, intervento di Amendola, poi Sarnelli, non ci arriva, Esposito, buona diagonale di Caremoli. Lombardo ancora Gasparetto, avanza Lombardo, poi ci ripensa e torna dietro da Rossetti. Era venuto incontro Vecchi, ignorato, sistematico il lancio lungo da parte di Gasparetto nel tentativo di innescare Sirena, poi Pacifico, buono l'incrocio con Vecchi, spalle alla porta, il controllo, poi ricomincia Vecchi, va largo, movimento ancora di Cozzi che poi perde l'attimo buono, allora ripartenza Portici con Esposito che cerca di sfilare le spalle di Caremoli. Mette fallo Esposito nel tentativo di prevalere su Caremoli. Gasparetto, ancora Lombardo. Ennesimo lancio da parte di Gasparetto verso Sirena che poi arriva prima di Elberti. Pacifico fermato, ripartenza del Portici al solito con Nocerino, cerca Esposito, buona l'idea però anche la chiusura di Lombardo e poi rischia un po' perché va in pressione feroce Esposito. Alla fine il rimpallo favorisce il centrale della formazione lombarda. Rebaudo avanza, c'è Signoriello su di lui, Rebaudo poi sterza, corto ancora per Tucci, larghissimo Caremoli, Lombardo sulla verticale ancora per Vecchi, Onufrio, Amato, Signoriello, la sventagliata per Nocerino, gran controllo, bene però anche Gabba nel limitarlo. Sarnelli pronto ad alimentare, ancora Nocerino, il gioco a 2 con Sarnelli, a 3 con Signoriello che poi deve ricominciare
c'è libero Onufrio dalla parte opposta, visto e servito, nessuno va a tamponare, allora può avanzare Onufrio, accelera Onufrio, entra in area, prende il fondo, il cross, diventa quasi una conclusione, alto non di molto. Questa iniziativa da parte di Onufrio, ne è venuto fuori quasi un tiro, traiettoria un po' strana a ridosso della mezz'ora, con l'Alcione sempre avanti 1-0. Lombardo, Gasparetto, ancora Lombardo, verso Pacifico, va a vuoto, poi in anticipo lo stesso Pacifico su Micillo, e allora Nocerino riesce a difendersi dalla pressione di Gabba, poi Amato, Onufrio rimasto dietro, Signoriello, Amato, c'è una prateria centrale, però nessuno degli attaccanti è venuto incontro, e allora manovra si è un po' inceppata, anche perché il passaggio di Onufrio per Esposito non era granché. Occhio alla 4% dell'Alcione, con Vecchi che può andare anche a puntare la porta, va invece largo da Pacifico, entra in area Pacifico sempre col sinistro, non passa, si dimentica del pallone, chiuso molto bene da Amendola, gestita male questa transizione dall'Alcione, e anche questa dal Portici. Si va a cercare sistematicamente Esposito, però servito in modo spesso impreciso. Qui però l'Alcione poteva e doveva far meglio in ripartenza. Gasparetto, Lombardo, ora Borrelli che cerca di infastidire il fraseggio centrali, break ancora centrale dell'Alcione con Rebaudo fino in fondo, Rebaudo per Sirena, fuori gioco. Tutto fermo, non si può neanche parlare di gol annullato perché la bandierina era alzata già da prima che Sirena andasse a battere a rete, però qua l'ingenuità, se tale la vogliamo chiamare, o meglio la poca freddezza di Rebaudo, perché lì Sirena è palesemente in fuorigioco e Sirena lì ha una visuale piuttosto nitida e piuttosto ampia per andare a cercare la conclusione anche da una posizione tutt'altro che proibitiva. Borrelli, Signoriello, Sarnelli, largo da Nocerino, anticipo secco di Gabba, pallone però poi rimbalza, niente da fare. Borrelli prova a prolungare per Nocerino, il guizzo di Nocerino, le finte, conclusione. Murata ha bozzato qualche protesta al Portici, ma da parte di Gasparetto non c'era assolutamente fallo di mano. Comunque il guizzo di Nocerino, è chiaro che la luce la può accendere lui. 32-50, guida ancora l'Alcione con il gol di Sirena. Il secondo nella post-season, ne ha segnati 8 in campionato, dunque va comunque in doppia cifra. L'altro lo aveva segnato nella sfida dei quarti contro il Villavalle, vinta 2-1 come quella dell'andata. Pallone in mezzo con Rossetti che non si fida della presa, va direttamente a respingere con i pugni. Nuovo possesso Portici con Signoriello. Non era male l'idea per Sarnelli, buona la chiusura da parte di Gabba, poi si continua a lottare ferocemente, esce vittorioso dalla mischia Nocerino, ancora le finte fino in fondo, pallone dentro Rossetti e l'autogol, il pareggio del Portici con l'autogol di Caremoli.
1-1 al 35esimo, ma questo gol è tutto di Nocerino, se l'è costruito lui, ancora non benissimo Russetti, e poi il pallone che tradisce diventa infame per Caremoli, perché praticamente gli imbalza 2 volte tra nuca e schiena e poi finisce dentro. A quel punto il terzino non può evitare che finisca dentro, tutto da rifare per l'Alcione, deviazioni che fanno la differenza. 1-1 al Torrini. L'avevamo detto in precedenza, Nocerino è lui che può accendere la luce, detto fatto, grande percussione, proprietà tecniche sopra la media, ha dato una confidenza intima al pallone, però incerto palesemente Russetti. E adesso partita che può cambiare nuovamente. L'Alcione che aveva avuto 2-3, non dico occasioni, ma situazioni per provare a raddoppiare, non le ha sfruttate, cresciuto negli ultimi minuti il Portici, ed ecco arrivato questo pareggio nella maniera senz'altro meno limpida, un po' sporca, però i gol si segnano anche così, e anche con un po' di fortuna che evidentemente ha aiutato, come aveva aiutato l'Alcione nel gol del vantaggio. Tucci, Caremoli dentro a cercare Sirena, poi Pacifico pronto ad alimentare, cercava soluzione per Evaldo, poi Pacifico, murato una prima volta, ancora Caremoli che taglia dentro il campo, Pacifico riesce ad evitare Sarnelli, poi non passa più con Signoriello, può scattare Esposito, va via bene Signoriello, l'arbitro fa giocare, poi si ferma Amato e ricomincia Signoriello, pronto a proporsi Sarnelli ignorato, molto vicini i 3 centrali, poi Borrelli, la sponda, ancora Signoriello, largo ora per Amendola, Sarnelli, cambio di lato in orizzontale per Onufrio, lo va a prendere Tucci, un po' di spazio per Amato che può anche pensare alla conclusione, va invece largo da Nocerino, da una fucilata per Nocerino che ha cercato con il volto di addomesticare il pallone in presa proibitiva. Partita viva, e ricordiamo che se finisce in parità si va direttamente ai rigori, niente supplementari. A rigore il Portici ha vinto con l'Ostia Mare nella semifinale di sabato 3-1, Poerio ne ha parato uno dei 3 sbagliati dall'Ostia Mare. Prova ancora a seminare il panico Pacifico, che è stato fermato da Onufrio, fruttuosa la diagonale del terzino destro. Sarnelli svirgola, voleva cercare di rilanciare. C'è l'angolo, ha provato a evitarlo centrale del Portici. Il Berti, ancora Pacifico della bandierina, pallone messo fuori da Borrelli, poi tutti giù per terra, fallo di sfondamento da parte di Sirena. 39 questo primo tempo, ancora 1-1.
rimasto giù anche Caremoli nella situazione precedente, dolorante a un piede. Partita che si disputa in un impianto davvero bello, molto funzionale, tanto già anche teatro di eventi rilevanti come le semifinali della Viareggio Cup del 2022, Viareggio Cup a cui partecipa da anni ormai, ha preso la residenza, la rappresentativa di Serie D, quest'anno protagonista di una grande cavalcata chiusa ai quarti, la rappresentativa di Giuliano Giannichedda. Sarnelli reclama palla Onufrio in fascia, si passa invece da Micillo, ora Onufrio lo va a prendere Tucci, poi Micillo sulla verticale, buono il velo di Signoriello, poi Elberti, un campanile fuori gioco da parte di Borrelli. Ci sono più 2004 invece in campo nel Portici, Amendola, Amato, Signoriello, Borrelli e Nocerino. Sale Caremoli, sguardo in mezzo, cross da tre quarti, la testa di Micillo a mettere fuori, poi Signoriello pronto ancora a innescare Nocerino, attende rinforzi, lo trova in Signoriello, da dietro la pressione di Pacifico, però va a vuoto, rischiato un po' Signoriello, si è addormentato. Amato, largo da Onufrio, ancora Amato, dietro da Micillo, Elberti, lancio profondo, ancora il controllo di Nocerino, prova a passare in mezzo a due, niente da fare, poi c'è il fallo di Sarnelli su Cozzi. Rimessa lunga, cercare uno tra Borrelli e Sarnelli, però il pallone lo riconquista Lancione, ma tutto fermo. Il pallone era uscito, allora rimessa battuta da Gabba, poi Nocerino, ora con le mani va nuovamente Gabba. Dietro per Gasparetto, Lombardo, nessuno accompagna, allora Lombardo deve ricominciare da Gasparetto, largo da Gabba, sempre Gasparetto, Russetti, Lombardo, può avanzare perché nessuno del Portici va in pressione sul centrale di sinistra che si appoggia a Rebaudo, il filtrante è rimasto fermo sul blocco Sirena, l'anticipo secco di Micillo, ora Signoriello ha incrociato con Amato, Nocerino può andare però nessuno lo assiste, allora la sterzata arriva ora Amendola, poi Amato, era Sarnelli, Amendola pronto ora a ricevere. Poi la linea di passaggio è chiusa, allora Micillo va lungo a cercare Nocerino, occhio alla posizione che era regolare, può andare fino in fondo, ancora il cross in mezzo, però nessuno è andato a riempire l'area, attaccare il primo o il secondo palo, in netto ritardo Esposito sull'ennesima iniziativa di Nocerino che però ha predicato nel deserto. Non è scattata adeguatamente la trappola del fuorigioco perché era in offside Borrelli, però Nocerino che era qualche metro più dietro invece era in posizione regolare, è stato bravo ad andare ad attaccare il pallone, nessuno l'ha seguito,
dell'Alcione, ma neanche dei compagni, perché a quel punto spazio per calciare non ce n'era più, però lì doveva esserci Esposito, che invece è arrivato in ritardo. Ultimi 45 secondi del primo tempo con eventuale recupero ancora da segnalare. Comunque Caremoli, Lombardo, Gasparetto, profondo, profondissimo a cercare Sirena, che però non è venuto incontro, l'ha aspettato il pallone, e allora la chiusura da parte di Elberti con le mani, può andare ancora Gabba. Cozzi, Sirena mezza due, fermato senza fallo, va lungo Micillo, poi Gasparetto. Lombardo, si va negli spogliatoi senza recupero, 1-1 tra Alcione e Portici in questa finale del campionato Juniores Serie D, con Sirena che aveva sbloccato il risultato per l'Alcione deviando la conclusione di Pacifico, e poi un'altra deviazione, quella di Caremole nella propria porta dopo il guizzo di Nocerino. 1-1. Noi tra poco avremo in collegamento, meglio, avremo qui con noi il coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, l'avvocato Luigi Barbiero, con cui potremo affrontare diversi temi, considerando insomma un po' di tempo a disposizione. È stato un primo tempo vivace, non bellissimo per contenuti tecnici, perché comunque gli errori ci sono stati. Abbiamo visto delle discrete giocate più a livello individuale che di collettivo. Abbiamo visto spesso delle scelte, soprattutto in fase di transizione, non proprio impeccabili. Ci sta, è nella norma, siamo al 30 di giugno, al termine di una stagione lunghissima, parliamo chiaramente sempre di ragazzi di 18-19 anni, chiaramente il percorso di crescita passa anche da queste partite, passa anche dalla gestione di queste partite. Un attimo e tra poco ci ritroviamo per intervistare l'avvocato Luigi Barbieri.
Intervallo della finale del campionato Juniores Serie D tra Alcione e Portici 1-1, con finalmente una folata di vento dopo un primo tempo molto caldo in tutti i sensi, e con l'avvocato Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto, primo commento su questo bello spettacolo. Siamo a fine stagione, squadre ovviamente stanchissime, però si è corso tanto, bei ritmi, un bello spot che danno questi ragazzi. Ma sicuramente io colgo l'occasione per ringraziare tutte le società che hanno partecipato al campionato nazionale Juniores Under 19 di quest'anno, e soprattutto in questo momento le due squadre che rappresentano le altre partecipanti. Una finale con un primo tempo bellissimo, combattuto, e soprattutto con due squadre che giocano a calcio nonostante la temperatura, ma il 28 giugno non potevamo purtroppo pensare di meglio. È una grande soddisfazione per noi vedere non solo i ragazzi in campo combattere e giocare anche buone trame di gioco con ottime fisionomie da parte di entrambe le squadre, ma è soddisfazione da parte nostra vedere che si tratta di un campionato con un livello tecnico importante e un livello tecnico molto alto. Abbiamo visto molti più ragazzi in campo del 2005 che non del 2004, no? Quindi chiaramente in quel periodo, no, della vita dei giovani un anno può fare la differenza, però questa partita, questo campionato e tutti i tornei che vengono organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono tutti finalizzati alla crescita in campo e fuori, no, di questi ragazzi. Il ruolo centrale che anche da un punto di vista formativo nel percorso calcistico e di vita della LND per centinaia, migliaia, decine di migliaia di ragazzi. Ma questo sicuramente sì, è una mission che ormai abbiamo sposato da tantissimi anni e credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti. Mi permetto di citare un ragazzo per tutti che è sulle pagine di tutti i giornali in queste ultime settimane dopo il campionato mondiale, e parliamo di Prati, un ragazzo che ha giocato nelle nostre rappresentative, un ragazzo che adesso meritatamente ha raggiunto un livello importante e soprattutto dimostra quanto sia importante la filiera del calcio dilettantistico e della Serie D in particolare. Anche perché siamo in un periodo in cui si continua sempre a rimarcare, no? Spesso in modo anche un po' retorico, la valorizzazione dei giovani. È chiaro che, come diceva giustamente lei, la LND ne ha fatto una mission. Chiedo l'importanza e il ruolo delle figure di tutti gli istruttori, i selezionatori, no? Che chiaramente, e di tutti i professionisti che sono deputati a individuare tra i tantissimi ragazzi quelli che possono avere una prospettiva di carriera importante, e Prati è l'esempio in questo momento tra i più lampanti menzionati. Ma io credo che possiamo essere fieri e orgogliosi di avere tra le nostre squadre un'organizzazione tecnica importante. Ormai diciamo che la totalità delle squadre che partecipano al campionato di Serie D presenta un'organizzazione, una filiera di settore giovanile importante, da cui a volte anche attingono per poter completare o addirittura per utilizzare ragazzi titolari nel campionato della prima squadra. Questo è importante perché alla fine, soprattutto con quelle che saranno le prossime modifiche che sicuramente andranno a incidere notevolmente sui budget delle nostre società, avere la disponibilità di una filiera importante, una filiera affidata a professionisti seri e preparati, credo che sia in questo momento il punto di partenza fondamentale per un risparmio complessivo di spese, o quantomeno per attenuare un eventuale probabile aumento di budget e di costi. Da un punto di vista etico la funzione della Lega Nazionale Dilettanti è predominante, no? Abbiamo visto anche comunque tante iniziative che hanno, partendo dal calcio giocato, abbracciato tante sfere, quella del sociale, comunque di far capire quanto anche attraverso l'attività, da quella di base fino poi a tutte le varie categorie giovanili, si può anche favorire un'educazione dei ragazzi, togliendoli anche dai pericoli che la società a volte presenta. Ma sicuramente questo, ma io devo segnalare, e grazie per l'occasione che mi date, la grande attenzione delle nostre società a seguire i ragazzi, soprattutto i ragazzi del settore giovanile,
nel loro percorso scolastico. Questa è una cosa importante, perché credo che ormai la società in genere, ma soprattutto quello che è il mondo complessivamente parlando, necessiti di ragazzi preparati fisicamente, ragazzi che si misurano in campo, ma ragazzi che abbraccino con grande attenzione, con grande impegno anche la cultura, e credo che questa attenzione, che ho avuto modo personalmente di verificare e di percepire nell'ambito delle società, soprattutto quelle di Serie D, ma anche quelle delle categorie inferiori, credo che vada a merito dei dirigenti e a merito anche degli istruttori. In conclusione, qual è l'augurio che si fa, insomma, da coordinatore del Dipartimento? Le sfide sono tante, alcune le ha, insomma, menzionate, altre le ha analizzate più nel dettaglio. L'auspicio da qui, comunque ci sono 2 mesi, no? Poi praticamente da dopo Ferragosto finisce questa stagione, ma si comincia già a mettere in atto la prossima. Ma io credo che in questo momento il pensiero di tutti noi debba andare all'entrata in vigore della legge sul lavoro sportivo. È un momento epocale, in tanti diciamo che stanno enfatizzando questa situazione. Noi, come ha sempre detto il nostro Presidente Abete, accettiamo le decisioni e le valutazioni del Governo, e soprattutto però rimarcando quello che sarà un impatto iniziale difficile, un impatto iniziale sicuramente molto più oneroso rispetto allo status precedente, ma che le nostre società, compatibilmente con quello che è nelle nostre disponibilità di supporto e sostegno, almeno all'inizio, per divincolarsi da tutti quelli che saranno le prospettive e le aspettative dell'entrata in vigore della nuova legge, possano superare questo momento particolare e siano in grado di sostenere quello, insomma, che è un nuovo status che ci apprestiamo ad affrontare. Questo credo che sia la sfida più importante, più delicata, più difficile, fermo restando che la nuova stagione è alle porte e che siamo già da sabato con l'apertura dei termini per le domande di ripescaggio in Serie D e poi l'apertura dei termini per l'iscrizione in Serie D. Quindi grande attenzione, grande sacrificio e grande entusiasmo e passione, perché credo siano presupposti che ci potranno permettere di superare anche le difficoltà che sicuramente incontreremo noi, ma soprattutto le nostre società. Mi permetto di ringraziare voi per questa splendida collaborazione in occasione di tutti gli eventi del Dipartimento Interregionale, quindi ringrazio te, e per te ringrazio tutto lo staff, ringrazio l'ufficio stampa della Lega Dilettanti e coloro i quali si occupano in maniera particolare del Dipartimento Interregionale come Enrico Foglietti e Salvatore Dragone, e ringrazio il Presidente e i dirigenti della Sestese Calcio per l'ottima e splendida ospitalità che ci stanno fornendo in occasione di questa finale. Anche perché va di integrazione, l'impianto è bellissimo come il terreno e ci sono tante persone che hanno seguito tutti gli eventi che sono andati in streaming sulla Lega Nazionale Dilettanti, sul canale YouTube, le varie partite, le varie finali, dunque è una strada sicuramente da continuare a perseguire. Ma questo sicuramente, ci crediamo che sia importante che tutti possano assistere a questi eventi, non a caso non c'è un'inflazione di eventi. Abbiamo fatto la finale di Coppa Italia, la finale della Juniores Cup, abbiamo fatto la finale scudetto della Serie D e facciamo la finale scudetto della Juniores Nazionale. Sono 4 eventi importanti, 4 fiori all'occhiello per quanto riguarda il Dipartimento Interregionale, e che grazie anche alla vostra collaborazione e professionalità abbiamo permesso a tutti di assistere e nello stesso tempo di godere di un ottimo prodotto. Perché la Serie D e tutti i suoi derivati sono e saranno il campionato degli italiani. A questo senz'altro, io non finirò mai di ringraziare le società, l'ho fatto all'inizio di questa intervista, lo faccio alla fine, e ringrazio soprattutto in questo momento anche il Presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete per la disponibilità che manifesta quotidianamente al Dipartimento Interregionale, alle sue problematiche, ma anche l'attenzione che riserva alle nostre società. Avvocato, grazie. Grazie a voi.
Grazie all'avvocato Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Un attimo e poi ci ritroviamo per l'inizio del secondo tempo di Alcione Portici, finale campionato nazionale Juniores Serie D. A tra poco. Rieccoci in diretta da una calda in tutti i sensi Sesto Fiorentino, stadio Torrini. Siamo in provincia di Firenze in Toscana. Abbiamo avuto modo di affrontare tanti temi con l'avvocato Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, partendo da questo primo tempo che vede Alcione Portici sull'1-1, parlando poi della nuova riforma, parlando del valore anche etico e sociale di un'istituzione calcistica come l'LND nella formazione in campo e fuori di decine di migliaia di giovani, oggi rappresentati da queste due squadre che si giocano un titolo, si giocano un tricolore e hanno 45 minuti per rompere l'equilibrio, e se non dovessero bastare ci saranno i rigori. Niente supplementari, è andato in vantaggio l'Alcione con la deviazione di Sirena sulla conclusione radente di Pacifico, la deviazione poi nella propria porta di Caremoli dopo l'assolo di Nocerino. Primo possesso ora per l'Alcione, stessi 22 che hanno cominciato la sfida. Amendola va a rilanciare cercando Borrelli, Rebaudo, Tucci e allora Russetti tra i pali per l'Alcione con Lombardi e Gasparetto centrali, Caremoli a sinistra, Gabba a destra, Rebaudo play con Tucci e Cozzi interni, Vecchi in appoggio a Pacifico e Sirena che calcia con deviazione, angolo! Dopo appena un minuto, subito grande chance per l'Alcione con proprio Sirena che si è ritrovato il pallone sul destro, ha cercato di piazzarlo, deviazione in angolo. Brivido subito per il Portici in questo avvio di ripresa, e Pacifico va come al solito dalla bandierina. Molti giocatori nell'area piccola, è uno schema, pallone fuori con Vecchi che di fatto svernicia il pallone, poi Pacifico ancora deviazione, altro giro della bandierina, è stato Sarnelli con la schiena a deviare il tiro cross di Pacifico. Lo schema non era male quello dell'Alcione, con tantissimi giocatori a riempire l'area piccola per liberare spazio per il destro di Vecchi, però completamente scorticato il pallone, angolo dalla parte opposta, ancora tutti giù per terra, per l'arbitro si gioca, anzi no, fallo in attacco commesso da Lombardo. Poerio si va lunghi da Nocerino, un colpo di testa da parte di Gabba. Poerio in porta per il Portici con
Onufrio, Micillo, Euberti e Amendola 4 dietro, Amato, Signoriello e Sarnelli in mezzo, con Esposito e Nocerino ai lati di Borrelli che ora voleva prolungare per Nocerino, che però non ci può arrivare. Arbitro della sfida è Edoardo Manedo Mazzoni di Prato, Guculuc di Civitavecchia e Marchesin di Rovigo gli assistenti. Rebaudo, passaggio molto pericoloso per Russetti che va in affanno con Nocerino che anticipa Gabba, può entrare in area alle finte, il cross dentro con deviazione provvidenziale da parte di Lombardo a chiudere su Borrelli. Ora non c'è un attimo di sosta, break dell'Alcione con Cozzi, Vecchi riesce a liberarsi bene di Onufrio, può accompagnare ancora Caremoli con Sirena sulla verticale, la sterzata di Caremoli che poi viene anche raddoppiato da Esposito. Ancora Caremoli, sguardo in mezzo, il pallone per Pacifico, riesce soltanto a sfiorare Amendola, poi a cercare di mettere in ritmo Nocerino che deve ancora andare da solo perché nessuno accompagna prontamente, ne attira 2 su di sé, poi con grande tranquillità. Questo è un giocatore fuori categoria e lo si vede dal modo in cui tocca il pallone. Cerca adesso Esposito, il gioco a 2 che non si chiude perché il colpo di testa era un po' impreciso. Ora Rebaudo, spazio nuovamente per Vecchi che riesce ad andare via bene ad Amendola, poi interviene Elberti, palla direttamente in tribuna. Ritmi molto molto alti in questa fase. Con le mani Gabba ha cercato di prolungare Sirena, poi la deviazione di Amendola con angolo evitato da Elberti. Con le mani ancora Gabba. La touche è andato con una rincorsa piuttosto lunga. Sirena voleva prolungare per cercare Pacifico e in vantaggio Amendola, poi viene tamponato da Pacifico e allora calcio di punizione per il Portici. Mazzola, Lauriola, Ciceri, Bernicci, Notariani, Caemi, Cinetti, Lione, Gorla in panchina per l'Alcione, Della Valle, Ombrapone, Mottola, Castracani, Petrone, Liccardo, Mariano e Gennaro Esposito. Ci sono 3 Esposito nel Portici, ma non sono parenti, tanto rischio di Poerio con Pacifico che come un avvoltoio si era avventato sul pallone ma senza trovarlo. Sarnelli, Nocerino, non passa, è andato Gabba in chiusura. Sarnelli lascia la rimessa al capitano. Amendola con Pacifico che insiste costantemente dalla parte di Amendola. Ora Sarnelli pronto ad alimentare. Lo scambio con Signoriello, ancora Sarnelli, Signoriello, Nocerino passa, ancora grande giocata, poi Signoriello prende il fondo, pallone in mezzo, ancora il rischio di un altro autogol da parte di Caremoli, con Russetti che si trova il pallone tra le mani. Ha rischiato il secondo autogol di giornata Caremoli. Partita che comunque è elettrica. Gasparetto, lungo, lunghissimo, a cercare Sirena, inibito bene da Elberti. Poi Micillo ad allontanare. Gasparetto, ora si gioca prevalentemente con lanci lunghi. Chiaramente squadre si allungano, ci sono più spazi, entreranno anche gli errori. Vincerà chi sarà più bravo a sfruttare quelli commessi dagli avversari. Tucci gioca a 2 con Rebaudo, ora si sono scambiati di posizione. Tucci play, Rebaudo interno e sinistra, da capire se è una situazione momentanea o no. Sale intanto Caremoli in fascia, però viene quasi placcato da Onufrio. Protesta Campisi. L'allenatore è una storia molto particolare, quella di Luisito Campisi,
cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, anche all'attivo una presenza in B con l'Atalanta, è rientrato al posto di D'Agostino, si parla del dicembre 2005 e 2 in Coppa Italia, poi parentesi al Verona al Monza, e a 27 anni la scelta di mollare con il calcio dopo oltre 120 presenze tra Serie C e Serie D, una tra l'altro in Toscana, alla Massese, per comunque dedicarsi anche, costruirsi un futuro lavorativo al di fuori del calcio, una scelta che insomma aveva chiaramente destato clamore. Tra l'altro lo stesso Campisi che 2 giorni fa ha sostenuto con successo, conseguito il patentino UEFA, ha superato il test finale a Coverciano, qui vicino. Dunque Toscana che spera Campisi possa essere foriera di gratificazione 2 in 3 giorni. Cozzi, la finta evitare Sarnelli, Pacifico non si intende con Sirena, è stato bravo ancora Micillo, poi Gabba di testa ad alimentare, Sarnelli in anticipo su Cozzi, poi Borrelli, batti e ribatti, Sirena, Pacifico, sponda imprecisa, ancora Borrelli, buona invece quella per Amato che prova ad andare via bene a Tucci che neanche trattenendolo riesce a chiuderlo, poi contrasto duro con Caremoli, si gioca, vediamo se poi verrà ammonito Tucci. Nocerino prova ad autolanciarsi, un po' di confusione ora, prova a mettere ordine Sarnelli, si è allargato Onufrio, poi il recupero del solito Rebaudo, un po' di spazio, Vecchi sale in fascia Pacifico, tardato troppo il suggerimento Vecchi, poi alimenta ancora Rebaudo per Pacifico, occhi negli occhi con Micillo, prova a passare, si ritrova il pallone tra i piedi, subentra nuovamente Rebaudo, il pallone a cercare Sireno con piede perno, c'è il Berti su di lui, buono il lavoro, poi ancora Vecchi, ne salta 2, attenzione, ancora le finte, Micillo, calcio di rigore. L'intervento falloso di Micillo su Rebaudo. Azione insistita dell'Alcione all'8° dopo il lavoro da pivot di Sirena e poi il numero di Rebaudo, ne ha saltati un paio, poi Micillo è andato praticamente con il piede a tenaglia a metter giù Rebaudo, e dunque calcio di rigore per l'Alcione. Al 9° dicevamo Onufrio nei 3 rigori sbagliati dall'Ostia Mare, 1 l'ha parato, ne aveva parato anche uno sempre nella post season. Non si placano le proteste del Portici, l'intervento comunque di Micillo, ma che invenzione di Rebaudo. Ha contato i passi Vecchi. Li conta di nuovo. 2-1, pallone da una parte e portiere dall'altra. L'Alcione si riporta avanti.
l'esultanza dei giocatori dell'Alcione con i loro tifosi, Freddo, Vecchi a spiazzare Poerio. Cambio ora nel Portici che si trova in 10 dopo il rosso a Signoriello. Tra poco sarà il momento di Castracani. È stata una fase piuttosto concitata dopo il calcio di rigore assegnato all'Alcione con l'espulsione di Signoriello per un eccesso di proteste. Animi adesso parecchio tesi. Amendola con le mani. Borrelli, pallone in mezzo, Amato controlla, si apre un varco per calciare, Murato, allora possibile contropiede per l'Alcione, però disinnescato da Amendola che poi finisce giù, fallo da parte di Rebaudo, calcio di punizione. Punizione che verrà battuta da Nocerino. In mezzo, cercare una deviazione sul fondo. Era andato Elberti in quota, non ha trovato la porta. Arriva il cambio intanto nell'Alcione. Fuori Pacifico e dentro Gorla, 18 gol in campionato per Gorla nell'Alcione. Applausi per Pacifico che comunque è stato determinante nell'azione del primo gol dell'Alcione con il tiro che di fatto poi è diventato un assist per la deviazione di Sirena. Dunque Portici sotto di un gol e di un uomo con Nocerino che passa in mezzo a due, però chiuso solo per un attimo da Cozzi. Allora Onufrio prova a salire un 4-2-3 adesso con Sarnelli e Amato più stretti in mezzo, da capire poi eventuali cambi a correzione. Cross basso a cercare uno tra Borrelli e Esposito. Gorla, chiusura fallosa da parte di Elberti. Pallone profondo a cercare Gorla, Cermicillo su di lui, il cross, Poerio va a bloccare. Senza difficoltà. Rebaudo di testa, poi Esposito, seguito da Rebaudo e anche da Tucci.
prova a partire da solo, poi esagera, perde palla, si va da Sirena che cerca di scattare alle spalle di Micillo, poi non ne ha più. Il centravanti. Poerio al rinvio a cercare la testa di Borrelli che vuole prolungare per Esposito. Ancora Borrelli, è un altro fisico rispetto a Tucci. E allora Amato, poi Sarnelli, ancora Portici in possesso con Elberti, Amendola. Centrale verso Borrelli che non riesce a mettere giù, lo chiude Rebaudo, fortunato anche nel rimpallo. Poi Cozzi prova a passare, ce la fa, un po' di spazio, Gorla prova a sfruttarlo con Cozzi che accompagna ancora, Gorla entra in area, prova a piazzare, Poerio non benissimo, poi ancora la conclusione di Cozzi. Sul fondo Alcione vicino al 3-1. Un po' telefonata questa conclusione di Gorla, ha cercato il piazzato che poi in realtà è diventato tiro piuttosto centrale. Poerio non è comunque riuscito a bloccare e sulla ribattuta ha scarabocchiato clamorosamente il tap-in Cozzi. Arriva anche un altro cambio nel Portici. Allora, fuori Pierluca Esposito, numero 14. Operazioni di sostituzione un po' prolungate. Esce intanto vistosamente il giocatore del Portici a bordo campo infortunato. Allora, fuori Pierluca Esposito, dentro Gennaro Esposito. E poi fuori anche Elberti che è il centrale di difesa che si è infortunato. Al suo posto è entrato Mottola e dunque sono 3 ora i cambi effettuati complessivamente. 2 contemporaneamente nel Portici con Mottola per Elberti, cambia anche in Esposito. È entrato Gennaro Esposito al posto di Pierluca Esposito. Lombardo, anticipo secco di Rebaudo su Sarnelli, ancora cost to cost di Rebaudo che poi si ferma, tende rinforzi, Tucci, Rebaudo,
Gorla in scivolata alla chiusura di Mottola, ma c'era un fallo commesso in precedenza. Allora punizione per l'Alcione. Espulsione di Signoriello, il centrocampista, in una situazione piuttosto convulsa, perché dicevamo il Portici aveva protestato piuttosto animatamente per quel rigore assegnato all'Alcione e poi eccesso in queste proteste di Signoriello, che dunque si è preso il rosso. Lasciando in 10 la formazione campana. È uno schema, tanti blocchi per liberare Tucci. Cerca questi schemi molto elaborati. L'Alcione non è il primo che vediamo in questa partita. L'idea non era male, però di difficile applicazione. Poerio al rinvio, Gorla può andare a cercare Sirena, lasciato a Tucci. Allora nuovamente Sirena che ricomincia dietro addirittura da Lombardo. Gasparetto, fraseggio con Lombardo, ancora Caremoli, il dai e vai con Tucci, poi Micillo, Esposito, tutto fermo però. Lo spunto ancora di Gorla, guarda Micillo, poi si apre un varco per calciare e lo fa. In due tempi Poerio, che con le mani prova a mettere in ritmo Nocerino, ha un po' di spazio, prova a risalire lungo la fascia. Come al solito però è costretto a fare tutto da solo. E poi è bravo in questo caso Vecchi a ripiegare su di lui. Con le mani Amendola, tra poco altri cambi nell'Alcione, va lunghissimo Amendola a cercare Leonardo Esposito, lo accompagna all'uscita Gasparetto, però l'ultimo tocco è del centrale dell'Alcione e allora angolo per il Portici. L'area piccola c'è stata una deviazione, il pallone che arriva a Russetti. Vecchi può prolungare per Sirena, Sirena murato da Micillo, fallo laterale. Con le mani Gabba, va a cercare Sirena, ancora rimessa in zona attacco per l'Alcione. Rebaudo, Gasparetto, ancora Russetti,
attira Borrelli, poi torna dal centrale Gabba, Rebaudo, bravo a evitarne un paio, ad aprirsi un fronte centrale da poter sfruttare con poi l'apertura panoramica per Caremoli che capisce tutto, può andare a puntare Onufrio, scarico centrale per Vecchi, Rebaudo controlla, calcia, Poerio. È rimasto il colpo in canna ancora una volta. L'Alcione costruisce tante occasioni, però poi polveri bagnate. Cercano di piazzare costantemente anziché andare di potenza. Poerio. Anticipato Borrelli dal colpo di testa di Lombardo. Poi Cozzi prova ancora ad andare via lo slalom su Sarnelli. Ora è un po' in debito d'ossigeno la mediana del Portici, privata di Signoriello, espulso dopo il rigore assegnato all'Alcione. Vecchi ancora, può andare largo da Caremoli, cross basso, Micillo, l'avamposto va in chiusura, poi Esposito un tackle su Vecchi, il pallone che passa, poi nuovamente Micillo ad allontanare, viene incontro Borrelli, orienta bene di testa per Esposito, però sono in 3 contro 7, allora Esposito deve attendere. Borrelli cerca gioco di sponda, Amato, bene per Sarnelli, a spazio Amendola a sinistra, ignorato però da Sarnelli che si appoggia corto su Amato. Onufrio, ancora Amato, Mottola, tra poco un cambio per parte, Amendola, sguardo in mezzo dove però non c'è nessuno, e allora Nocerino lascia sul posto Gabba, lo scarico per Esposito, non si chiude lo scambio perché troppo profondo il passaggio di ritorno, poi Amendola in scivolata, vince il contrasto. Poi ancora Nocerino, chiuso, può andare con le mani Amendola, prima i cambi però. Fuori Sarnelli e dentro Castracani. Nel Portici era già pronta a entrare in precedenza Castracani, poi il cambio era stato ibernato. Come anche quello dell'Alcione, tanto si riprende con la rimessa in favore del Portici, la batte Amendola, costretto a indietreggiare di qualche metro. Si fa vedere Borrelli, Amendola va lunghissimo, cercare la deviazione di Mottola che per l'occasione si era improvvisato centravanti. Il lancio lungo di Caremoli, Gorla, poi ancora Micillo, però lì ci sono solo maglie arancioni, cerca di irrompere Borrelli e lo fa bene. Castracani, poi Esposito che taglia dentro il campo, passaggio in orizzontale per Amato, e poi subisce fallo, Amato che va a ringhiare sull'avversario, si trattava di Vecchi che lo aveva ostacolato. Interessante questa punizione per il Portici, 31 in questo secondo tempo, 2-1 ancora per l'Alcione. Decide il rigore di Vecchi. Al secondo gol in post season, 16 in stagione dopo i 14 in campionato. Nocerino, rincorsa non è lunghissima, da lì può anche cercare la porta, ha le qualità per farlo. Si allontana Esposito, 2 soli in barriera. Scatta Esposito, è uno schema con Nocerino che cerca proprio Esposito, il pallone era per lui, era riuscito anche a toccarlo, infatti è stato l'ultimo. Scatto di Esposito pronto a ricevere in profondità, arriva anche il cambio nell'Alcione.
fuori Vecchi e dentro Notarianni. Gli applausi per Vecchi che, come dicevamo, sta con il suo penalty decidendo questa finale. L'ingresso di Notarianni. Russetti non va al rinvio, appoggio per Lombardo, largo da Caremoli. È andato Sirena prima di Micillo, poi Borrelli predica un po' nel deserto, Gasparetto rischia tantissimo, Lombardo sulla pressione di Nocerino ma se la cava, poi Rebaudo apre per Caremoli ancora nello stretto, Tucci lo insegue Esposito. Grande secondo tempo da parte di Micil, è salito veramente in cattedra, qua si allunga un po' troppo il pallone e non riesce a servire Borrelli, c'è un po' di stanchezza, è inevitabile che sia così. Gorla, poi ancora Gorla con Gabba che prova a sfondare su Amendola, prende posizione Amendola, si addormenta per un attimo, irrompe Notarianni, tutto buono ancora Notarianni, cerca di passare con un dribbling di troppo e alla fine è angolo. Le proteste di Amendola, rivolta il guardaline, convinto che l'ultimo a toccare non fosse stato lui ma l'avversario. Niente da fare, angolo per l'Alcione. Gioco di blocchi con questo pallone basso che passa deviazione, incrocio dei pali. Vicinissimo al 3-1 l'Alcione. Era stato Cozzi a toccare, pallone che ha preso una parabola stranissima e poi incrocio del centrocampista. Intervento adesso finito giù, Rebaudo, calcio di punizione. Notarianni ricomincia da Cozzi, poi Tucci, sterzata, Caremoli, ancora il gioco a due, Caremoli, Tucci prova a penetrare, lo fa, ne salta tre, poi suggerimento verticale per Notarianni, l'idea era buona però dosato male questo passaggio per Notarianni. Poerio al rinvio, Borrelli prova ad andare di testa, ancora recupero dell'Alcione con Sirena che attende l'arrivo di Cozzi, sale anche Gabba, si propone Gorla, Gabba, ancora Gorla, azione personale, ne attrae un paio, bravo Amendola a frapporsi tra il pallone e l'avversario e a lasciare sfilare sul fondo. Nuovo possesso per il Portici. Con Poerio, Onufrio, Esposito, c'è ancora Tucci su di lui, Esposito si ritrova comunque il pallone tra i piedi, Onufrio
Castracani in orizzontale per Amendola, si apre Nocerino, lo tiene lì in qualche modo Gabba, poi ancora Nocerino, riesce a penetrare, non sfonda però su Cozzi, bravo a recuperare, poi Tucci, Rebaudo, ancora Tucci, manda a vuoto Borrelli, Lombardo, Gasparetto, ancora Rebaudo, sequenza di passaggi ravvicinati, Tucci, ancora Rebaudo con calma, Gasparetto, vai prolungato tra Rebaudo e Gasparetto, poi esagera un po' Tucci e perde palla, Nocerino prova il break, recupera Tucci, recuperando, correggendo l'errore in precedenza, non c'è fallo, è rimasto comunque giù l'attaccante del Portici, si continua a giocare con il guizzo ora di Amato, è rimasto giù Nocerino, Amato ne ha 3 addosso, li evita tutti quanti, però nessuno accompagna, e allora centralmente da Castracani che fa da tramite per Onufrio, si continua a giocare, Esposito con Borrelli a riempire l'area, cambio di lato di Esposito, fuori misura, neanche volando ci può arrivare Amato. Gesto di stizza comprensibile. Tempo che chiaramente verrà recuperato. Gabba con le mani, Sirena, irrompe Amendola, l'ultimo tocco è del capitano del Portici, certo Gabba non ha fretta nell'andare a battere questa rimessa, altro cambio nell'alcione, vediamo se verrà effettuato prima o dopo la rimessa, no, si gioca, e allora Gabba lungo per Lombardo con Caremoli che attende pazientemente, Esposito su di lui, mandato a vuoto, Tucci, sale ancora il mediano che ha un po' di spazio, manda a vuoto Castracani e anche l'arbitro, prova ad accelerare Caremoli, taglia dentro il campo, Gorla controlla, lo scarica ancora, Caremoli fino a fondo, gestinata la chance del 3-1, fuori Sirena e dentro Cenetti nell'alcione. Posizione Federazione Milano, esce col numero 9 Sirena ed entra al secondo col numero 18 Cenetti. Va Gorla di testa, poi Onufrio apre sempre per Esposito, si va a cercare Nocerino che si è ristabilito, riesce a mettere giù evitando Gabba, a supporto Amato, ancora Nocerino può sempre rinnovare il duello con il terzino, surplus Nocerino che poi cerca un ricamo per Castracani, l'anticipo e allora Cenetti che tocca il primo pallone, attira su di sé Onufrio, la gestione del pallone infruttuosa di Cenetti con il recupero proprio di Onufrio, può scattare Esposito, dentro a cercare Nocerino, il controllo, Nocerino spara la porta e non riesce a passare, provvidenziale ancora una volta Rebaudo, ora contropiede stoppato, c'è fallo e ci sarà anche cartellino giallo. Per Castracani. Caremoli, altro recupero di Amato che può liberare spazio per la falcata di Amendola, Sorrentino, chiedo scusa, Nocerino.
numero ancora di Gasparetto. Il pallone è giocabile per Gorla, che può andare a puntare Mottola, le finte ancora di Gorla, il passo doppio e anche triple, la conclusione con il pallone che anziché prendere un effetto a rientrare lo prende a uscire, si perde sul fondo, c'è deviazione comunque, e allora angolo per l'Alcione. Prima il cambio, fuori Onufrio e dentro Petrone, 2006 nel Portici. Angolo battuto corto, Cozzi va a mettere in mezzo, a cercare la testa di uno degli attaccanti, Amato, cerca il cambio di lato per Esposito che mette giù molto bene, Notarianni su di lui, il raddoppio da parte di Cenetti e poi Caremoli ancora per Cenetti, Esposito su di lui. Difende bene Cenetti che poi va centralmente da Cozzi con Borrelli che lo insegue, lascia sfilare Notariani, ancora Cenetti, le finte di Cenetti, ne salta due, Cenetti fino in fondo, Poerio a bloccare e a mettere subito il ritmo Amato. Ora non c'è un attimo di respiro, squadre lunghissime, Amato, Nocerino, il controllo ancora lo tiene lì Gabba, ma c'è sempre Amato, l'ultimo tocco del giocatore dell'Alcione e allora può andare Amendola con le mani, però deve fare in fretta perché il tempo scorre veloce e va lungo Amendola a cercare Nocerino, poi Notarianni tamponato in qualche modo da Castacani senza fallo, raddoppio anche di Mottola, poi Petrone, Esposito, prende il fondo, pallone deviato, angolo, lo aveva bloccato Russetti ma a quel punto aveva già oltrepassato la linea di fondo e allora giro dalla bandierina per il Portici, ci va Esposito a battere l'angolo. 10 secondi al 90esimo, tra poco anche il recupero, 5 di extra time avanti fino al 95esimo, Esposito dalla bandierina a cercare uno tra Mate e Borrelli, poi batti e ribatti, Micilla anticipato e allora può andare in contropiede l'Alcione in questo 3 contro 2 con Petrone, molto bravo in scivolata a evitare guai peggiori, è andato Rebaudo ad alimentare la transizione, poi ora si prende rimessa, di certo non la va a battere subito. Il tentativo è quello di guadagnare quanti più secondi possibili dei 300 in più. Questi 5 minuti di recupero già iniziato. Al termine tempo tecnico di scendere a bordo campo per seguire la cerimonia di premiazione. Notarianni ancora fermato, pronto ad alimentare Cozzi che ci ripensa, va corto da Tucci che cerca di mandare a vuoto Petrone, ottiene quello che voleva, il calcio di punizione. Cerca ancora lo sfondamento, Cremoli il pallone che rimane lì, Notarianni! Manca ancora il colpo del 3-1, il piazzato di Notarianni largo di pochissimo. Arriva un altro cambio. Fuori Tucci e dentro Ciceri. Ha dato tanto Tucci, bene, benissimo per 60-65 minuti, poi ha pagato un po' di stanchezza. Corso veramente tanto.
Gasparetto ad alzare la linea difensiva, non vuole attirare troppi giocatori del Portici verso la porta di Rossetti. Poerio va a lui al rinvio, largo più che lungo. Micillo, lancio profondo a cercare Borrelli, prova a prolungare per Esposito, passa, era Petrone, chiedo scusa. Poi va a sfondare, ma non c'è fallo, si gioca allora il pallone in mezzo. Ennesima deviazione da parte di Lombardo, ennesimo angolo, tutti dentro. Sempre Esposito dalla bandierina, mucchio selvaggio nell'area dell'Alcione. Rimasto solo Amendola, ultimo uomo. Esposito, colpo di testa a mettere fuori, poi Amendola controlla, tutto chiuso per calciare, calcio di punizione, finito giù Amendola. L'arbitro non ha concesso il vantaggio, sebbene poi ci fosse Amato in possesso, e lì punizione molto molto pericolosa, e c'è già Nocerino sul punto di battuta. Vicino anche Esposito, però l'impressione è che sarà Nocerino, e infatti così è, perché Esposito si è allontanato. Un muro eretto da Rossetti, conta i passi Nocerino. Si aggrappa al suo giocatore di maggior talento il Portici per provare a portare questa finale ai rigori. Va Nocerino! Disegna l'arcobaleno che porta il Portici sul 2-2. L'avevamo detto, ha fatto la differenza ancora una volta, come tutta la fase finale. Nocerino 2-2. Per come ha contato i passi, per come ha calciato sopra la barriera, nulla da fare per Rossetti. 2-2. Punizione maestosa di Nocerino, settimo gol in post-season, più quello propiziato in questa finale, l'autogol di Canemmoli, ma nella sostanza il gol è suo. 2-2, c'è ancora tanto da raccontare in questa partita, che ricordiamo, se finisce in parità va ai calci di rigore, niente supplementari. E ora l'Alcione che ci riprova, si riversa in avanti. Questa è una reazione che vale tanto già per come il Portici l'ha condotta e l'ha concretizzata, ma a maggior ragione perché questa squadra sta giocando in 10 da praticamente quasi un tempo, dopo il rosso a Signoriello in seguito al rigore assegnato a Becchi. Ancora cambi nel Portici. Fuori Borrelli e dentro Ombra. Tanto lavoro sporco per Borrelli, si è sacrificato tantissimo. E adesso un difensore al posto di un attaccante, perché la priorità per il Portici è conservare questa situazione che comunque rimane precaria, perché c'è ancora da giocare. Micillo va alla battuta della punizione, pallone ricacciato in avanti, la testa di Amendola, poi Gorla alza un campanile, ci sono solo maglie bianche, Amato e poi Lombardo. L'arbitro fischia 3 volte, stabilendo che la finale Juniores Serie D tra Alcione e Portici venga decisa ai calci di rigore.
una situazione che il Portici conosce e che rivive per la seconda volta nel giro di pochi giorni, perché lo ricordiamo, in semifinale aveva prevalso contro l'Ostia Mare, era finita 0-0 la partita, c'erano state meno emozioni, qua signori miei abbondate e abbondanti, con l'Alcione avanti 2 volte e 2 volte ripreso. Comunque vada, a prescindere da chi vincerà, verrà ricordata come la più degna possibile conclusione di questo campionato. E ora vince chi ha più freddezza, chi ha più coraggio. C'è chiaramente un contrasto di sensazioni in tribuna, si sente il calore dei tifosi del Portici, già manifestato come dicevamo durante l'inno di Mameli con i fumogeni, con un po' di botti, a portare allegria, a portare gioia in questo pomeriggio afoso in tutti i sensi, e un silenzio carico di tensione alla nostra destra, il settore occupato dai tifosi dell'Alcione, che fino in fondo avevano prefigurato la possibilità di vincere questo scudetto, negata da questo dipinto di Nocerino. Signori, questo è un ragazzo che, se conferma quanto di buono ha mostrato fino a qua, di strada ne farà parecchio. Poi è vero che il calcio dei grandi è tutta un'altra roba, di exploit tra i giovani se ne sono visti tanti e poi disattesi, però insomma un ragazzo che dà del tuo al pallone in quel modo e con una quasi tranquillità disarmante, all'ultimo minuto di recupero va a calciare quella punizione quasi come se fosse sicuro in cuor suo che l'unico epilogo possibile sarebbe stato quello, ovvero di segnare il 2-2. Poerio, il portiere del Portici, è stremato a terra, sarà lui comunque a provare a determinare in positivo questa serie di rigori. Conclave di fronte alla panchina dell'Alcione per decidere i rigoristi. Sulle note di D'Argent D'Amico per questo epilogo di un campionato che praticamente era cominciato in alcune regioni già alla fine di agosto, con tutte le fasi regionali, una stagione un po' strana per l'Alcione, perché il campionato solo aveva dominato, letteralmente aveva vinto a febbraio, poi quasi 2 mesi di inattività e poi da maggio la post season con 5 partite fino a questa finale. Con la vittoria sfumata in partita proprio all'ultimo secondo, e ora i calci di rigore da seguire. Vede anche quale sarà la porta designata.
4 gol, un rigore, un'espulsione, come al solito un po' una costante nelle finali stagionali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti. Non è mancato niente. Ricordo l'ultima che avevamo commentato con Giuliano Giannichede, che tra l'altro salutiamo, a Gavorrano, quella tra il Pineto e la Gian Erminio, finale di Coppa, vinta 4-2 dagli abruzzesi. O la Juniores Cup con la vittoria della rappresentativa giù su quella da 0-2 a 3-2. I due capitani, Amendola da una parte e Gasparetto dall'altro, con la terna per stabilire chi comincerà a battere e quale sarà la porta. L'abbraccio tra i due capitani. Si batte alla destra rispetto alla tribuna centrale, dunque il settore di riferimento della tifoseria è quelli dell'Elcione. Infatti già qualcuno di quelli del Portici si sta avvicinando con la bandiera bianca e blu, tra l'altro in un momento importante anche per il Portici da un punto di vista societario, visto che il club insomma è stato acquisito dalla Casa Reale Holding SPA di Emanuele Filiberto. Comincia l'Alcione. Rebaudo contro Poerio. Non sbaglia Rebaudo, pallone da una parte, portiere dall'altra. 1-0 Alcione. Esposito per il Portici, Gennaro Esposito. Non c'è stato bisogno ogni volta di specificare il nome, perché di fatto il primo Esposito in campo era Pierluca, poi quando è uscito è entrato l'altro Esposito, ovvero Gennaro, ed è lui ora faccia a faccia con Russetti. Non sbaglia Esposito, 1-1, soluzione centrale. Non è riuscito Russetti a intercettare. E allora, secondo giro, Lombardo, va lui sul dischetto. 1-1 e per l'Alcione e per il Portici. Ricorsa breve. E non sbaglia Lombardo ancora una volta, spiazza Poerio, che è molto rapido nell'esecuzione. Lombardo, 2-1. Tocca al protagonista assoluto di questa partita, Nocerino. Non sbaglia neppure Nocerino, aveva intuito Russetti. Conclusione però troppo angolata, allora 2-2, 4 penalty complessivamente, tutti a segno.
Tocca al capitano Gasparetto. E gol, grande rigore, ha scelto la potenza sotto la traversa. 3-2. Amato ora per il Portici. Ancora una volta aveva indovinato l'angolo Russetti, non è bastato. 3-3. Tocca a Notarianni ora. Fino a qui tutti molto freddi dagli 11 metri. Tocca a Notarianni. Sempre col destro. Ha cercato uno scavetto, evidentemente mal riuscito, però insomma la forma conta il giusto, la sostanza è che è riuscita a spiazzare Poerio. Insomma, il confine tra coraggio e follia è molto molto labile. Notarianni l'ha sfidato, in questo caso gli è andata bene. Certo, se qua il portiere la blocca o comunque si oppone, Notarianni fa la figuraccia dell'anno. Pericolo scampato, indubbiamente, insomma, gli è andata bene. Insomma, ha scherzato col fuoco, non si è bruciato. 4-3 per... che diventa 4-4 perché è andato a segno ombra, anche molto rapido nell'esecuzione, lui invece molto più concreto. E dunque, quinto e ultimo penalty, ultimo forse, per l'Alcione. Gorla. Col sinistro contro Poerio. La parata di Poerio! La parata di Poerio! La parata di Poerio! Non ha dato abbastanza angolo Gorla. E allora Castracani ha la possibilità di regalare al Portici lo scudetto Juniore Serie D. L'errore di Gorla. Castracani contro Russetti. Traversa! Incredibile! La traversa è riuscita a spiazzare Russetti, ma la traversa non deve finire mai questa finale. E allora si va ancora avanti. Non avevano mai sbagliato. Alcione e Portici lo hanno fatto entrambe all'ultima serie. E dunque tocca a Cozzi. Never ending story per questa finale. 4 pari, 6 pari, sommando i 2 gol per parte nei 95 minuti. I rimpianti di Castracani che è andata a sbattere sulla traversa. Tutto da rifare. Cozzi. Non sbaglia Cozzi. Con grande freddezza. Porta di nuovo avanti l'Alcione. E ora Micillo. Manuele Micillo per tenere in vita il Portici, tenere in vita questa sequenza di rigori. Va Micillo, soluzione centrale. 5 pari.
Settimo giro. Sotto a chi tocca. Caremoli. Sfortunato protagonista nel primo tempo con quell'autogol, ha rischiato pure di segnarne un altro nel secondo, in una partita molto comunque positiva secondo me, al di là di questi episodi. E però sbaglia ancora Poerio che para quando ci sono i sinistri a battere, perché anche Gorla l'aveva battuto col mancino, e nuovamente Poerio a dire di no. C'è la Petrone ora, la palla a scudetto. Petrone contro Russetti. Il Portici è campione d'Italia Juniores, vince ai calci di rigori, batte l'Alcione al termine di una partita senza fine, senza logica, senza criterio. I due rigori parati da Poerio, quello realizzato in fondo da Petrone. Il Portici segna la sua storia, quella del calcio campano. Batte i rigori l'Alcione e si prende lo scudetto Juniores Serie D. Può partire la festa colorata di bianco e d'azzurro. Il cielo sopra Sesto Fiorentino si colora nuovamente d'azzurro, come durante l'inno di Mameli nel pre-gara, e stavolta è per festeggiare questo titolo che il Portici ha ottenuto pur giocando in 10 per oltre 35 minuti, con una punizione di Nocerino al 95esimo a prolungare questa finale. Calci di rigore nei quali c'è stato l'errore decisivo di Caremoli, la parata di Poerio, e poi la trasformazione di Petrone, quella decisiva, valsa lo scudetto al Portici. Ci stacchiamo un attimo il tempo tecnico di andare in campo per commentare le premiazioni, chiedo scusa, e per intervistare i protagonisti. A tra poco.
in diretta da Bordocampo, dal Sesto Fiorentino. Tra poco la cerimonia di premiazione del campione Italia Junior Serie D. Che finale, che partita, l'avevamo detto già all'intervallo con l'avvocato Barbiero. Tra poco tutte le varie premiazioni, poi anche insomma avremo modo di intervistare i protagonisti. Chiediamo l'abbiamo detto, è stata una finale incredibile, il 2-2 strappato dal Portici proprio al 94esimo con Nocerino. Mister, intanto complimenti, è stata una partita, abbiamo detto, scriteriata, senza logica. Avevamo detto Nocerino poteva essere un fattore, si è confermato, insomma un gol l'ha segnato, un gol è come se l'avesse fatto lui. Che valore ha questo scudetto rapidissimo prima della premiazione, per come è arrivato, poi c'è il primo rigore sbagliato, diciamo il primo match point, e poi è arrivato anche il secondo. È una vittoria di sacrificio. Questi ragazzi hanno iniziato ad agosto con sacrificio, sono arrivati in fondo stanchi ma con tanta voglia, quindi è la vittoria del sacrificio, del lavoro, che innanzitutto dei ragazzi ma del mister, che purtroppo oggi non poteva sedere in panchina per squalifica, che li ha seguiti da inizio anno. Che avete pensato in panchina 2-1, l'espulsione, una botta tremenda, eppure la squadra ha risposto pesante. Ha reagito benissimo anche in inferiorità numerica, per quello che dicevo prima, è una squadra di lottatori, di grandi lavoratori, e si è dimostrato, si è visto anche in campo oggi, in inferiorità numerica siamo riusciti ad agguantare il pareggio all'ultimo respiro. In conclusione una dedica. La dedica è personale, direi, mia moglie, però va a questi ragazzi. Va a questi ragazzi, ma al loro mister che veramente ha speso tanto per questi ragazzi in termini di sacrificio, di tempo e di passione. Grazie, complimenti anche a nome nostro, tutta la LND, a voi e alla squadra. Grazie a voi. Cerimonia di premiazione con Stefano Braschi, commissario da Candì e storico, anche arbitro di Serie A di Prato, che va a premiare la Quaterna, è stata insomma piuttosto sollecitata in questa partita. La prima sequenza delle premiazioni, un momento insomma importante, mentre sullo sfondo prosegue la festa dei giocatori del Portici, e ancor più sullo sfondo l'amarezza invece di giocatori dell'Alcione. Tra poco si passerà invece alla premiazione della seconda squadra classificata, ovvero l'Alcione, che come dicevamo comunque è stata protagonista di una stagione straordinaria, perché è una squadra che vince un campionato con 6 giornate d'anticipo a fine febbraio, e poi si ritrova a ricominciare a maggio, praticamente con la post season dagli ottavi in poi, e ha visto sfumare lo scudetto proprio ai rigori. Adesso i giocatori dell'Alcione che verranno, i giocatori del Portici che sono praticamente sistemati ai lati a formare 2 cordoni per rendere onore alla squadra che hanno sconfitto a rigori, ovvero l'Alcione. Poi dopo i ruoli verranno chiaramente invertiti e dopo andremo anche a sentire, lo avvisiamo già, Nocerino, che è stato il giocatore protagonista assoluto di questa finale. Arrivano i ragazzi dell'Alcione a cui intanto rivolgiamo i complimenti. In questi casi sono retorica come gli applausi, però se li meritano tutti, perché non possono essere dei rigori a
i rigori determinano una vittoria e una sconfitta, però non possono determinare il positivo e il negativo, il valore di una squadra, il valore di una partita, il valore di una stagione. Sono distrutti chiaramente, sono ragazzi, è un'esperienza che servirà, che serviranno anche queste lacrime. È così che funziona, è brutto in questo caso, però insomma c'è l'omaggio da parte dei giocatori del Portici, giustamente. È stata una partita ruvida, c'è stata un'espulsione, però il clima è stato comunque corretto. I ragazzi chiaramente adesso hanno tutti ricevuto le medaglie dai consiglieri Cardellini, Bertapelle, Pandolfini, Dello Iacomo e Caldaroni, la squadra che poi verrà premiata da Piero Bertapelle. Riceverà il premio il capitano Alessandro Gasparetto. Medaglia anche per tutti i dirigenti, e dicevamo l'Alcione è sempre stato sopra, alla fine anche in questa finale non è mai stata sotto, è andata avanti 2 volte, poi raggiunta nel finale e battuta ai rigori, e adesso i ruoli che si invertiranno, perché sarà l'avvocato Barbiero assieme al consigliere Dello Iacono a consegnare la coppa, consigliere invece Cardellini, Bertapelle, Pandolfini, Dello Iacono e Caldarone, ancora loro andranno a consegnare invece le medaglie. Intanto ancora la targa celebrativa per Gasparetto come capitano dell'Alcione. E adesso spazio alla squadra vincitrice, tutti a prendersi la medaglia dei vincitori, primo storico scudetto per il Portici, per il calcio campano, è arrivato comunque in una partita che farà da esempio del crederci sempre nonostante l'inferiorità numerica, nonostante l'inferiorità nel punteggio, accampandosi al giocatore migliore possibile. I colpi sono già di un'altra categoria, se lo è anche la testa questo ragazzo arriverà molto molto in alto. I compagni si sono giustamente aggrappati a lui e alla loro voglia di provare a portarla ai rigori questa partita, e poi ai rigori è andata bene, un solo errore contro 2 dell'Alcione, Poerio, protagonista, l'aveva parato un rigore in semifinale, serviva uno sforzo in più nella finale, lo ha compiuto parandone 2 di rigori, entrambi a giocatori col sinistro, uno a Caremoli e uno a Gorla. Dunque fanno 3 rigori parati praticamente in 4 giorni per lui. Tra poco sentiremo i protagonisti dall'una e dall'altra parte a corredo della premiazione, poi dopo ci saluteremo, daremo proprio il fischio di chiusura a questa stagione infinita, in attesa comunque della prossima, l'aveva già detto l'avvocato Barbiero, comunque a livello burocratico la 23-24 è già cominciata, tra richieste di ripescaggio e apertura dei termini di iscrizione ai prossimi campionati. Sarà Amendola, il capitano, il terzino, colui che si è preso il calcio di punizione, a prendere anche la coppa, a sollevarla al cielo di Sesto Fiorentino, al cielo di Portici, al cielo d'Italia. Portici vince lo scudetto juniores. Festa condivisa idealmente con il pubblico, con i tifosi che sono venuti dalla campagna in un giorno comunque lavorativo per sostenere i propri ragazzi in un momento prima difficile, poi di festa. Aveva finito in 10 la formazione campana
e poi quella punizione di Nocerino splendida, che senz'altro ritroveremo anche nelle rubriche social della LND. Al culmine di questa lunga diretta, intanto ringraziamo ovviamente l'ufficio stampa della LND nella persona di Salvatore Dragone presente oggi, ma chiaramente anche a Enrico Foglietti e a tutto il gruppo dell'area comunicazione per il supporto e per il lavoro svolto in queste finali e in tutta la stagione, in tutti gli eventi. Andiamo a sentire Luca Nocerino, il protagonista assoluto. Intanto Luca, complimenti, abbiamo detto giocatore fuori categoria, ho detto, hai dato l'impressione quasi di essere sicuro quando hai battuto la punizione che la mettessi dentro, no? Insomma è stata un'impressione dall'alto, insomma i colpi ce li hai, ho detto Serazzo che vedendoti prima volta se la testa è quella dei piedi fare carriera, tanto complimenti. Grazie. No, la punizione, appena ho visto la posizione del portiere ho detto me la sento, faccio gol. È andata così. È stata difficile, no? Perché comunque eravate sotto di un gol, sotto di un uomo, avevate anche rischiato di prendere il 3-1. Cosa vi ha tenuto in vita fino alla fine? Poi vabbè, i rigori si vincono, si perdono, grande freddezza, però cosa vi ha spinto a crederci fino alla fine? A noi quello che ci ha contraddistinto in questi playoff non è manco la parte tecnica. Noi abbiamo questa cosa del gruppo. Quando andiamo sotto sappiamo resistere, sappiamo combattere, in difesa siamo troppo forti. E poi con i contropiedi abbiamo questo gioco un po' brutto da vedere, però molto efficace. Giustamente. Anche con il capitano Amendola, intanto complimenti. Lui l'ha battuta la punizione, te la sei presa, no? Nel senso che avete pensato quanto è stato difficile dal 2-1, no? Eravate sotto di un uomo, sotto di un gol, un po' stanchi perché si vedeva avete rischiato il 3-1, invece non siete mai morti. No, questa è stata la forza di tutto il campionato. Ci davano per morti e all'inizio non ci davano per nulla favoriti, però diciamo che la nostra determinazione e la nostra voglia di giocare, proprio solo il fatto di giocare e il fatto di non mollare mai ci ha portato fino a qui. A volte non è la squadra più forte che vince, ma è quella che ci crede di più. Io devo fare un complimento a questi ragazzi perché ci hanno creduto fino alla fine, a volte anche quando io magari non ci credevo. È proprio questa la forza di questa squadra e quindi è merito nostro se l'abbiamo vinta, è merito del mister ed è giusto che il Portici sia campione d'Italia. Avete scritto la storia vostra personale e della squadra. Che significa aver regalato a Portici uno scudetto? È una cosa importante innanzitutto per ogni singolo di noi, per ognuno di noi, perché comunque ci può portare una carriera obiettivamente, perché obiettivamente vi dà visibilità, certo, e comunque questa partita è vista un po', diciamo, da tutta la serie di dilettanti e comunque è fondamentale la vittoria, anche magari la sconfitta, perché comunque essere arrivati fino a qua vuol dire che qualcosa ce l'avevamo, però il fatto di averla vinta e aver dimostrato cattiveria agonistica forse ci premierà ancora di più nel futuro della nostra carriera. Grazie, in bocca al lupo. Gli applausi rinnovati ai ragazzi del Portici. Penso che possiamo anche chiudere a questo punto. Un attimo chiedo consulenza a Salvatore Dragone. Possiamo chiudere, direi, insomma abbiamo raccontato la cerimonia di premiazione, abbiamo intervistato il capitano Amendola, abbiamo intervistato il grande protagonista di questa finale, ovvero Nocerino. Ci è sfuggito Campisi, l'allenatore dell'Alcione, però insomma rinnoviamo ancora una volta i complimenti alla squadra lombarda per questa partita e per tutta la finale in generale. I ringraziamenti non li sto a ripetere perché li abbiamo già scanditi più e più volte in questa partita. È tutto praticamente per questa stagione, ci mettiamo 3 fischi di chiusura e poi ci ritroviamo da Ferragosto in poi, dalla Serie D, dalla Coppa e tutti i tornei giovanili e poi a marzo ovviamente la Via Reggio Cup con la Serie D protagonista. Con il mister
volevamo chiudere con questa, abbiamo sentito i ragazzi, no? Hanno detto probabilmente non ha vinto la squadra più forte, ha vinto quella che ci ha creduto di più. Sì, sono d'accordo, sono d'accordissimo. Noi abbiamo incontrato squadre veramente forti. Faccio i complimenti. Avete giocato più partite anche. Abbiamo giocato con squadre fortissime, non forti, fortissime. E parlo dell'Ostiamare, parlo della Cavese, parlo del Sorrento. Sono delle società che fanno del settore giovanile l'arma principale per la loro prima squadra. Io spero soltanto che questo sia un trampolino di lancio per la città di Portici, dove il sindaco... Avete scritto la storia, eh? Abbiamo scritto la storia, dove il sindaco ci teneva tantissimo a ottenere questa vittoria. Per lui il settore giovanile è la prima cosa che vuole rilanciare a Portici. Spero che questo sia soltanto l'inizio. Colgo l'occasione di salutare tutti i tifosi del Portici. Io sono un ex calciatore, un ex capitano del Portici dell'anno che... Valeva doppio questa, valeva doppio. Saluto tutti quanti e un ringraziamento particolare a Massimino, che è presente qui e che è un tifoso storico del Portici, ci ha seguito in tutte le trasferte lasciando figli, mogli a casa e quindi auguro a lui soprattutto di godersi questa vittoria. È stato difficile non essere in panchina, no? È stato difficilissimo, ci hanno pensato i ragazzi che sono molto più bravi di me. La vittoria è sua. Se la prende chiaramente nella condivisione dei meriti, l'allenatore anche se non era in panchina, insomma gli ha data lui questa mi hanno seguito, spinta, no? Mi hanno seguito, hanno messo in campo la strategia nostra, che è ben diversa da tutte le altre società che curano già da tempo i settori giovanili. Siamo stati premiati anche per la nostra umiltà nell'affrontare gli avversari e della nostra soprattutto caparbietà. È la famosa cazzimma che diceva il sindaco in settimana sui post. Può diventare un giocatore Nocerino? Nocerino è un giocatore che comunque già ha giocato in prima squadra quest'anno con noi e ha anche fatto dei gol in prima squadra. Penso di sì, penso che ha tutti i numeri per poterlo diventare. Grazie e complimenti a voi e alla società e alla città che si gode questo momento storico. Ora sì che possiamo chiudere definitivamente. Da Sesto Fiorentino, provincia di Firenze, Toscana. Grazie da Gabriele Noli e a risentirci.